Campo molto affollato per questa sesta corsa, ritirati Duanacciac e Estense Nib. Vediamo le fasi di lancio con il tentativo dall'esterno di Helen Degli Ulivi di assumere l'iniziativa, operazione che riesce in breve per superare Dakota Dei Rum e LJ. Dakota Dei Rum poi sbaglia, lascia LJ in seconda posizione, mentre se la dà a gambe Helen Degli Ulivi che guida a buona andatura, 14,5 i primi numero 12 Diomede del Ronco, squalificato 200 di gara. Terza posizione dovrebbe essere El Diablo, 400 intanto che se ne vanno in 33, continua Dilena a guidare Helen Degli Ulivi nei confronti del numero 5 LJ, mentre i 600 vengono completati nell'ordine del 45,8. Davanti alle tribune si presenta in vantaggio Helen Degli Ulivi che guida con una lunghezza e mezzo di margine nei confronti numero di LJ. In 1 terza Eva posizione Chi, c'è il Diablo che sposta, poi il tentativo del numero 11 Evergreen B. Anche Etiope Jet dalla terza fila cerca di farsi luce, ma ovviamente il ritmo è abbastanza veloce, 1 minuto e 7 decimi per i primi 800 di gara e il chilometro che se ne va via nell'ordine dell'1 e 16,3, con El Diablo che progredisce ulteriormente, si fa luce su Helen Degli Ulivi che però continua a comandare la gara con una lunghezza di margine a 400 dalla conclusione. Insiste il Diablo, poi LJ, Evergreen B. Vediamo ora sulla curva finale. Numero 15 l'errore di Etiope Jet che cercava la terza ruota, così Helen Degli Ulivi si mantiene saldi in vantaggio fino al traguardo, mentre la lotta per il secondo posto vede emergere infine ancora El Diablo che ha ragione di Evergreen B. La vittoria per il numero 6 Helen Degli Ulivi, Emanuele Baccalini in sediolo che sfila subito al comando e porta al successo la propria allieva, anche piuttosto nettamente. Helen Degli Ulivi, Emanuele Baccalini in salchi e al training per conto della scuderia Jumping. Rivediamo le battute finali, mentre la lotta per il secondo posto vede ancora il Diablo aver ragione di Evergreen B.